Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Scontro, siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e direttamente dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenerti davanti a tutti, con tutto ciò che accade nell'universo azzurro. Prima di tuffarci in questo tema che sta lasciando tutti a bocca aperta, lascia il tuo like. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che sta arrivando promette di agitare il futuro del Napoli. Palla da calcio fuoco. L'argomento del momento riguarda niente meno che Antonio Conte, l'architetto del nuovo Napoli. L'allenatore che ha restituito competitività, identità e uno scudetto storico al club. Il suo contratto è valido fino al 2027, ma, a quanto pare, questo potrebbe non essere il limite. Secondo le informazioni rivelate da Umberto Chiariello, direttore di Radio CRC, emittente partner ufficiale del Napoli, Conte non esclude di rinnovare la sua permanenza per ancora più tempo. Chiariello è stato chiaro. La possibilità che Conte rimanga per 3 anni è molto realistica. E lui non esclude il rinnovo. Parla sempre di restare più a lungo. Se è felice e i risultati aiutano, perché no? Io spero che rimanga 4 o 5 anni. Queste parole hanno incendiato i retroscena del calcio italiano. Conte è sempre stato noto per la sua intensità, ma anche per la sua tendenza a restare poco nei club. A Napoli, però, la storia sembra diversa. Si sente a suo agio, rispettato, ascoltato e, soprattutto, innamorato del progetto. La città ricambia. E lo stadio Diego Armando Maradona vibra con lo stile aggressivo e disciplinato che il tecnico ha imposto. Conte ha già conquistato uno scudetto e resta ossessionato dall'idea di mantenere il Napoli al vertice. L'ipotesi di un rinnovo mostra qualcosa di ancora più grande, lui vede un ciclo lungo in Campania. Qualcosa di raro nella sua carriera. Se questo dovesse davvero concretizzarsi, il Napoli potrebbe entrare in un'era di stabilità inedita. E questo significherebbe lottare costantemente per i titoli. Durante l'intervista, Chiariello ha chiarito anche alcuni punti importanti. Giovane come alternativa a Politano? Assolutamente no, è una prima punta, gioca accanto a Orban nel Verona, non è un esterno destro. Lukaku? Conte resta fermo, il tecnico è frustrato per l'infortunio del belga, anche dopo l'arrivo di Højlund. Per lui, Lukaku è insostituibile nel modello di gioco del Napoli. Il messaggio è chiarissimo, Conte ha convinzioni precise, sa cosa vuole e pensa già al futuro del club. Un rinnovo porrebbe fine a qualsiasi speculazione e permetterebbe al Napoli di pianificare la rosa dei prossimi anni con ancora più sicurezza, soprattutto nella ricerca di rinforzi perfettamente adatti al suo stile di gioco. E ora vogliamo sentire te, tifoso azzurro. Vorresti che Antonio Conte rinnovasse e rimanesse al Napoli per 4 o 5 anni? Credete che sia l'uomo giusto per guidare un ciclo lungo e solido? Lascia la tua opinione qui nei commenti e partecipa alla conversazione. E, ovviamente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo direttamente dai retroscena, sostieni il canale con un super thanks, cuore blu fuoco ci aiuta tantissimo a continuare a portarti notizie caldissime sul nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!